Amici di Futsal TV, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio e ben ritrovati da Marco Pagano, Palazzetto dello Sport, Enrico Mattei a San Donato Milanese per la quinta giornata del campionato di Serie A femminile. Oggi kick-off contro VIP Calcio a 5. Arbitra l'incontro Davide Copat di Pordenone, insieme a lui Daniele Filannino di Iesi. Cronometrista di quest'oggi Simone Zanfino di Agropoli. Quinta giornata, come detto, di questo campionato con la kick-off che è partita fortissimo, con 3 vittorie nelle prime 3, ha in mezzo anche riposato durante la terza giornata. C'è stato lo stop anche per le nazionali, una fermata ben lieta per la nostra nazionale italiana che ha conquistato il pass per la fase successiva nella qualificazione ai prossimi mondiali, i primi di futsal, mentre qua la kick-off a San Donato è accolta dal pubblico di casa con la volontà oggi di provare a portare a casa un altro successo. 4 su 4 sarebbe veramente molto interessante la classifica a quel punto, con la squadra di Riccardo Russo che ha cambiato tantissimo in estate, ma pur cambiando i tasselli chiave di una formazione che oggi è totalmente risistemata e ridefinita rispetto alla passata, ha trovato nuove certezze Bruna Borges su tutte, una giocatrice di altissimo livello che sta guidando anche con la sua leadership questo inizio di campionato, ma anche le giovani Pellegri e Carturan in porta che si sta confermando. Oggi grande ex Denise Carturan, che un anno fa diede un grosso dispiacere al kick-off di Riccardo Russo, anche segnando il gol dello 0-4 in una vittoria molto convincente della VIP nell'ultimo campionato. Un anno fa si giocò nella partita di ritorno, poi con la vittoria della kick-off col gol di Stegius, che oggi, come detto, non fa più parte di questo nuovo progetto, un nuovo progetto che è ripartito con la volontà di Riccardo Russo di difendere questi colori, di crescere con una nuova identità. La kick-off oggi affronta un altro tassello chiave di questo avvio di campionato contro la VIP, reduce dalla sconfitta contro il Città di Falconara 2-4. Non è bastata la doppietta di Fernandez, sicuramente giocatrice da tenere sotto controllo quest'oggi. 4 gol nelle prime 4 uscite di campionato per Jessica Fernandez, che parte ovviamente nel quintetto titolare della VIP di Walter Ferraro. Oggi Carturan confermata in porta con Bovo Ghilardi, Bruna Borges e Gabi De Souza nel quintetto iniziale proposto da Riccardo Russo. Primo giro a palla per la kick-off, da ripetere però, falsa partenza a San Donato. E adesso sì che si parte col primo giro palla per Ghilardi, che sbaglia però subito nell'andare a servire Gabi De Souza, integrata benissimo in questo avvio di campionato. La classe 99 brasiliana con 2 reti nelle prime 3 uscite di campionato. Come detto, la kick-off ha già riposato, ma guarda da molto vicino la vetta, con la volontà di riprendersi la prima piazza. Borges, movimento di Bovo, Ghilardi in appoggio, servita. Bovo per Gabi, sterza, Ghilardi, 1-2. Bovo si fa vedere, la palla invece è lunga direttamente per Bruna Borges, servita ma in maniera imprecisa, palla che termina oltre la linea di fondo. Sarà Ricottini a rimettere il pallone in movimento, nuovo portiere della VIP. Come detto, la VIP ha perso la propria numero 1, ovvero Denise Carturan, oggi tra i pali della kick-off. Ricottini è arrivata dal Montesilvano in estate per questa nuova avventura. Adesso Bovo vede la porta, Bovo con l'inserimento di Gabi non riesce a servirla, ma c'è stata una deviazione, quindi possesso per la squadra di Riccardo Russo. Sarà corner confermato anche dall'arbitro. Pallone all'indietro per la soluzione interessante verso la porta, uscita di Ricottini che non può evitare il calcio d'angolo, il secondo della partita, con Bovo che batte subito dentro. Bruna Borges potrà andare dall'altra parte con la rimessa, anzi no, perché non c'è stato nessun tocco all'interno dell'area e quindi rimessa laterale per la VIP. Vanessa
in buca, un pallone scomodo, Gabi può calciare, poi lascia per Ghilardi col mancino, dentro per Bovo, dentro l'area, Bovo ribattuta. La soluzione del capitano della kick-off, che è partita però in maniera molto convincente. I risultati chiaramente hanno alimentato anche l'entusiasmo di un buon periodo. Ultima gara vinta con 7 gol di scarto sul campo del fanalino di coda Royal Lamezia, che ha certificato anche un po' le forze di questa squadra, che ci riprova adesso con la soluzione forte ma imprecisa di Gabi De Souza. E prime difficoltà per la VIP, che adesso torna a muovere il possesso con Ricottini. Vanessa la rilancia in avanti, Bovo legge d'anticipo e lascia questo pallone spegnersi direttamente oltre la linea. Sarà rimessa laterale, ha coperto bene sull'inserimento di Capitan Troiano. 2 gol per la classe 86 in questo avvio di campionato. Ghilardi, Bruna Borges rischia di perdere il pallone, poi Ghilardi gli dà una mano. Borges sbaglia qui sbattendo addosso a Troiano e sull'ultimo tocco rimessa per la kick-off, ma ha alzato il pressing nell'ultimo giro palla. Adesso la VIP che sta provando ad uscire dopo un avvio timido in questo secondo minuto del primo tempo. Sempre 0-0. Bruna Borges, palla incollata al destro, poi di tacco Gabi De Souza porta a casa il terzo calcio d'angolo della partita, sempre per la kick-off, che continua a insistere questa volta dalla fascia di destra con Gabi De Souza. Ghilardi all'indietro, schema per Borges che calcia, palla in buca d'angolo e già 1-0 kick-off. Bruna Borges, vantaggio per la kick-off dopo 2 minuti e 15 secondi. L'ha sbloccata Bruna Borges col suo secondo gol in campionato. Schema a sbloccare questa soluzione dalla distanza, non perfetta Ricottini nell'occasione. Palla già in porta e si era vista una partenza della kick-off sicuramente convincente, con la squadra che aveva fin dall'inizio provato ad offendere con i palloni in verticale. Adesso da uno schema sblocca la partita Ghilardi, di tacco per Bruna Borges, se la trascina fuori, rimessa per la VIP. Vanessa prova a chiudere il triangolo, palla scomoda, ma c'è stato un fallo da parte di Gabi De Souza su Bernardelli, quindi calcio di punizione per la VIP. Si è sbloccato quindi il match a San Donato col gol dell'1-0 di Bruna Borges. Adesso attesa chiaramente la reazione di una squadra che è quinta in campionato, la VIP, e vuole provare oggi a rispondere all'ultima sconfitta in casa. Qui la palla recuperata solo per un attimo, Ghilardi si apre lo spazio per andare in verticale, Bovo non si accorge che Bruna Borges si trova molto più avanti rispetto alla traiettoria proposta, e quindi palla che si spegne direttamente in fallo laterale. Pronta Kubasek, lancio lungo in avanti, Kubasek è scattata per calciare in porta. Non c'è deviazione, ma questa è la prima soluzione provata in proiezione offensiva dalla VIP. Getulio appena entrata in campo, se la porta avanti con l'esterno. Bruna Borges, giro palla completato con Bovo che sterza, torna nuovamente dalla 17. Bovo, Bruna Borges, di tacco, torna dal capitano, Bovo chiude il triangolo, Bruna Borges in porta. Contesa molto bene questa palla da Cuba, che è riuscita con una spallata a spostare il movimento di Bruna Borges al momento perfetto per impedire alla numero 12 della kick-off di andare nuovamente in porta. Adesso recupera Borges di forza e di fisico. Ghilardi, palla per Bovo, tocca solo per un attimo, palla che si spegne in rimessa laterale. Kubasek anticipata qua dal movimento di Borges. Ghilardi se la porta in avanti, Salvador chiude la strada e poi vorrebbe andare dentro per Kubasek, anticipata dal tagliafuori di Getulio. Riparte Bovo, 1 contro 1, Bovo in porta col destro. La risposta di Ricottini, calcio d'angolo.
È un'ottima kick-off quando riparte. Subito idee molto molto chiare. Entra intanto Faustin Pellegri. Getulio con l'esterno, torna da Ghilardi, vorrebbe chiudere l'1-2, palla che schizza in zona Borges, che di mestiere alleggerisce per Carturan, uno dei primi palloni toccati per la ex di quest'oggi, Denise Carturan. Ghilardi lascia il pallone, Fernandez può andare in porta, Fernandez chiude il destro, calcio d'angolo per la VIP. Ottima risposta da parte di Denise Carturan. Schema adesso per la VIP, palla scodellata in area, Fernandez addomestica, rimette dentro con un cross interessante, Salvador alza con la punta, palla che si spegne oltre la linea di fondo, ma ottima risposta in questo caso della VIP, che si è riportata in avanti con tanti effettivi a popolare bene l'area di rigore. Getulio, Faustin Pellegri, 1-2 che si chiude con Getulio che scatta in avanti, poi rischia di franare addosso all'avversaria con Salvador che adesso si rialza. Tutto ok per le due giocatrici, impatto violento tra le due, alta velocità per lo scatto di Getulio, letto in anticipo da Salvador. Kubasek anticipata, Getulio lascia il pallone, Kubasek se lo riporta a casa e calcia in porta. Buona la risposta di Gabi De Souza, adesso servita sulla corsa ma in maniera imprecisa. Palla che si spegne in fallo laterale. Sono andati via i primi 5 del primo tempo, sempre 1-0 il risultato con il gol di Bruna Borges che al terzo minuto ha sbloccato il match. Sul terzo calcio d'angolo della kick-off, palla in avanti per Pellegri, non può intervenire la francese. Già nel giro della nazionale, anche per lei un'ottima sosta quella delle nazionali, con la Francia protagonista, Faustin Pellegri, e anche con la kick-off, già 3 gol in questo campionato. Qui Kubasek prova a passare, secondo fallo su di lei e quindi calcio di punizione, primo giallo della partita per Gabi De Souza, quando sono passati i primi 5 minuti e 39 secondi. Prima munita Gabi De Souza. Conta i passi Copat prima di andare a fischiare questo calcio di punizione molto interessante. Kubasek e Troiano dentro l'area, la palla proposta per Kubasek di tacco, miracolo di Denise Carturan, calcio d'angolo. Gran giocata di Kubasek in area di rigore, col tacco stava inventando la traiettoria dell'1-1. Altra chance dalla distanza con Vanessa, di nuovo di tacco, palla che resta lì. Kubasek ha riprovato il colpo di tacco. Getulio si riversa dall'altra parte la kick-off con Gabi De Souza, chiusura di Vanessa, semplice rimessa. Già battuta Getulio, scatta in avanti per calciare, buon dribbling, meno la soluzione in porta da parte di Jessica Getulio. Anche lei nuovo volto di questa kick-off, arrivata in estate dal Royal Lamezia. Vanessa vorrebbe rilanciare in avanti la VIP, palla che resta però lì in zona pericolosa. Pellegri pensa anche a tirare, poi con l'esterno all'indietro, ottima copertura di Capitan Troiano. E appoggio comodo per la neo entrata Chiara Dia. Troiano, altra palla per Chiara Dia di testa, la spizzica solamente, Carturan di nuovo presente, ma adesso la kick-off sta rischiando e non poco. Gabi De Souza all'indietro, Getulio, Borges, torna da Gabi, il mancino in porta, ribattuto, è un'occasione adesso per andare in contropiede. Qua Vanessa ci pensa quell'attimo di troppo e riparte col possesso per Piccino. Apre a sinistra, Chiara Dia, punta alla porta, Chiara Dia sul mancino, palla direttamente a lato, ma ha preso coraggio la VIP dopo il colpo a freddo subito dopo poco più di 2 minuti. Adesso sta rispondendo colpo su colpo e soprattutto quando si è sbloccato il match ha costruito di più della kick-off. Qui palla recuperata con Piccino all'indietro, Troiano torna dalla 8, Vanessa vorrebbe andare in verticale, chiamato il movimento di Chiara Dia
che legge la linea di passaggio, poi si incarta sul più bello. E palla che si spegne in fallo laterale. Getulio trova il pallone per Borges. Arturan trovata in qualche modo Getulio, poi apertura per Faustin Pellegri in porta. Faustin Pellegri, l'assist a porta vuota per Rennabovo che spreca tutto sul fondo, vicina al colpo del 2-0 la kick-off. Errore in uscita della VIP, anche un po' impaurita da quanto visto qualche attimo fa, con Arianna Bovo vicinissima, gol del raddoppio. Altra palla per Bovo in area, spalla alla porta, lascia lì il pallone. Bovo vuole andarselo a riprendere, poi Pellegri tocca con la punta. La VIP si accontenta di una buona rimessa laterale. Maddalena all'indietro, entrata anche la numero 3 per la VIP. Borges, Bovo, in porta Bovo, altra parata, poi la soluzione della distanza di Getulio, risposta di Ricottini. La kick-off però si sta mangiando le mani per le tante chance avute, collezionate in questi istanti. Semplice rimessa laterale, altra grandissima occasione per Arianna Bovo, che per adesso non ha trovato ancora il gol in questo pomeriggio. È arrivata alla quinta stagione in prima squadra con la kick-off. Arianna Bovo in una stagione partita molto bene anche dal punto di vista realizzativo. Oggi qualche imprecisione di troppo sotto porta, il primo errore a porta vuota, il secondo davanti a Ricottini. Si è fatta ipnotizzare al momento della conclusione. Vanessa va a distribuire il possesso e rilanci davanti la VIP, palla proiettata, Borges anticipata da Getulio, alla fine efficace il colpo di testa dell'ex Royal Lamezia che mette la palla direttamente fuori. Maddalena, Vanessa, finta, non abbocca Pellegri, si torna all'indietro, nuovamente Vanessa a costruire questo possesso sprecato, poi è riconquistato da Borges che lascia lì il pallone. Cuba va da Fernandez, rientra per calciare, non trova lo spazio, palla che si spegne fuori, ma dall'altra parte ripartirà la kick-off col possesso per Getulio. Bovo, movimento di Getulio, pescata in movimento, palla proiettata per Pellegri, in porta Pellegri, perfetta, glaciale, 2-0. Ha puntato la porta, non si è fatta impaurire dell'uscita di Ricottini, ha letto con anticipo, ha dribblato e ha depositato in porta il gol del raddoppio. Quarto gol in campionato per questa giovane francese Faustin Pellegri, protagonista anche quest'oggi, con una rete quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo. E 2-0 per la kick-off. Cuba non tocca questo pallone. Carturan la rimette in gioco. Borges torna da Pellegri. Bovo lascia il pallone, poi Cuba, impensierita dal pressing di Bovo, si rifugia in un'ottima rimessa laterale conquistata dopo l'ultimo tocco del capitano della kick-off, mentre rientra Salvador. Addirittura si potrebbe andare subito col portiere in movimento, perché vediamo molto alta Ricottini a costruire, allarga a sinistra, sprecando però questo possesso. Rimessa laterale per la kick-off. Pellegri calcia in porta cercando di scavalcare Ricottini, brava a coprire la traiettoria. Cuba
si riversa in avanti, protegge la sfera, di tacco per Salvador, ha capito tutto Bovo che adesso riparte, palla al piede, Bovo lascia per Borges, Faustin Pellegri a dettare la linea di passaggio, torna da Borges con l'esterno, Ghilardi trova Borges, non chiude il triangolo sul movimento di Bovo, ottima chiusura della difesa della VIP che però sta vacillando là dietro perché Lakikov quando attacca lo fa con frenesia ma anche grande lucidità. Adesso torna in campo Gabi De Souza. Bovo, altro pallone per Ghilardi. Bovo all'indietro con tutta calma, allora si riparte da Denis Carturan. Souza con l'esterno rischia di far scivolare questo pallone fuori, torna da Ghilardi, apre a sinistra, Bovo punta alla porta, sempre col destro, Bovo di tacco per Ghilardi che potrebbe concludere, alla fine porta a casa la rimessa alla Lakikov che resta tutta in proiezione offensiva sul 2-0 a favore. Ghilardi calcia dalla distanza, trova un'altra deviazione, quindi nuovamente rimessa per la Lakikov. Indicazioni di Arianna Bovo prima della battuta, quasi un calcio d'angolo per la squadra di Russo che va alla conclusione nuovamente con Ghilardi. Altra deviazione di Salvador, perde metri ma conquista nuovo possesso la Lakikov che ripartirà sempre da Greta Ghilardi. Gabi spreca il possesso, ripartenza adesso per la VIP. Vanessa Fernandez torna dalla 9, Vanessa sbaglia il controllo, la rimessa è per la Lakikov che allora riparte da Bovo, Souza e Ghilardi. Nuovamente Arianna Bovo, Gabi De Souza all'indietro per Ghilardi, Bruna Borges impensierita dal pressing di Fernandez, torna all'indietro, Gabi De Souza, finta e poi alleggerimento, Borges spalla alla porta, si gira Borges, subisce la carica, c'è fallo e calcio di punizione, primo fallo della VIP. Ne ha commessi 2 invece la squadra di Riccardo Russo che adesso rimette in campo Getulio al posto di Bovo. Soluzione interessante dalla distanza, entrata da Getulio, probabilmente anche per andare a calciare questo pallone. Borges lascia per Getulio sul destro, calcia dalla distanza, paratissima di Ricottini che leva il pallone dall'incrocio, si resta 2-0 per la Lakikov e adesso sarà calcio d'angolo. Movimento dentro l'area di Getulio, anticipata, Borges ha una nuova chance e va fuori da Ghilardi, sterza Ghilardi sul destro, Ghilardi calcia con deviazione e quindi terzo calcio d'angolo consecutivo per la squadra di Riccardo Russo. Getulio, finta, riuscita, Getulio dentro per la conclusione di Gabi che calcia anche un po' terra, la palla schizza direttamente fuori. Sostak, Vanessa, lancio impreciso, troppo lungo, si ripartirà da Denis Carturan che è stata decisiva nel momento di difficoltà della Lakikov dopo l'1-0, diverse occasioni per la squadra di Ferraro con grande protagonista Denis Carturan. Ghilardi, palla in verticale, ambiziosa per il movimento di Bruna Borges, la rimessa dal fondo è per Giulia Ricottini, imprecisa sul primo gol, superlativo invece nell'ultima soluzione vista dalla distanza con il destro potente e ben calibrato da Getulio all'angolino. Anticipo di netto da parte di Gabi, va in porta Gabi, chiusura di Ricottini che riconquista il possesso, Getulio solo per un attimo, Fernandez tocca Gabi in porta col destro, altra parata di Giulia Ricottini, nuovamente calcio d'angolo, Getulio va subito dentro dall'altra parte per Borges, di posizione questa volta Ricottini, semplice rimessa, la Lakikov però è un treno in questo momento e continua a costruire palla da gol.
Altra soluzione dalla distanza, calciata da Getulio. Ripartenza adesso per la VIP. Fernandez sbatte addosso a Gabi che gliela porta via solo per un attimo. Fernandez scherza col fuoco, alla fine però ha la meglio, ottenendo nuovo possesso. Rimessa laterale per la VIP. È chiamato anche un time out da Ferraro che vuole ridefinire qualche idea perché qualcosa non sta funzionando là dietro. Troppe le occasioni concesse alla VIP in questa fase della partita. Siamo 2-0, ma di certo dopo il gol del raddoppio da parte di Faustin Pellegri si è vista un'altra partita con la Kickoff che ha preso campo e ha preso soprattutto in mano una partita cercando a più riprese di andare a siglare il gol del 3-0 che di certo indirizzerebbe in maniera ben precisa questo pomeriggio. Per adesso è ancora tutto aperto qui al Parco Enrico Mattei, con Riccardo Russo che chiaramente coglie l'occasione per provare a dare delle indicazioni alle sue ragazze. Tempo scaduto e quindi si torna a muovere il pallone. Possesso per la VIP che raccoglie le ultime indicazioni da parte di Walter Ferraro e adesso potrà andare a battere questa rimessa. Si ripartirà dal basso perché alla fine Fernandez è riuscita a collezionare una deviazione e adesso va da Vanessa, lancio lungo in avanti. Fernandez sulla corsa, mette bene a terra, lascia un pallone interessante, sprecato però da Bernardelle. Tocco impreciso a servire Capitan Troiano. Rimessa laterale per la Kickoff che andrà adesso con Gabi De Souza. Borges chiude il triangolo, De Souza non riesce a controllare questo pallone in movimento e allora la VIP riparte da dietro direttamente da Giulia Ricottini. Fernandez, la palla però era uscita, la rimessa e quindi per la squadra di Riccardo Russo. Getulio, Borges, finta, Sousa all'indietro, passa da Ghilardi. Adesso giro palla della Kickoff che prova a mantenere il possesso qua sul pressing, però da parte di Troiano sprecato il possesso. Allora la VIP riparte da dietro. Vanessa, altro lancio lungo. Bernardelle riesce nello stop, vuole andare fino in fondo. Bernardelle che qua sul dribbling tentato su Ghilardi si allunga il pallone, quindi rimessa laterale per la Kickoff. Spazio per il contropiede di Gabi De Souza, anticipo e lettura perfetta di Fernandez. Troiano può allargare a sinistra, sterza Troiano in porta, Carturan accompagna la palla fuori. È stata molto brava Denise Carturan nell'intervento. Ribattuta la soluzione con la deviazione di Getulio. E sarà nuovamente Vanessa ad andare a battere. Fernandez apre il gioco, torna a muovere il possesso Fernandez. Troiano, palla nel vuoto, Getulio accompagna, facile per Carturan che ha già rilanciato la Kickoff in avanti, deviazione pericolosa e sarà rimessa per la Kickoff. Getulio, sterza, palla sul mancino, Ghilardi calcia dalla distanza, gran sinistro in fondo al sacco, 3-0 Greta Ghilardi e triplica il vantaggio dopo 15 minuti e un secondo la Kickoff. Grande soluzione dalla distanza per Greta Ghilardi al suo secondo gol in questo campionato.
azione ragionata, alla fine finalizzata da una conclusione dalla lunga distanza con Greta Ghilardi. Palla che è uscita, rimessa laterale quindi per la VIP, sotto di 3 gol. E con una kick-off che sta mostrando tutti i muscoli di questo avvio di campionato. Palla proiettata in aria, il colpo di testa quasi impossibile in girata. Termina sul fondo. Carturan, Borges, Pellegri non vuole rischiare, torna da Getulio, trova Bovo, triangolo che non si chiude, palla che schizza però in zona Fernandez, che ripulisce questo possesso, riparte da Ricottini. Vanessa, altro lancio, Chiara Dia non può intervenire, altro schema non riuscito questo sul lancio lungo tentato dalle retrovie, a cercare chiaramente di sfruttare i centimetri di Chiara Dia. Qua Getulio non può arrivare. Chiara Dia, questa volta palla a terra, prova a puntare Arianna Bovo, l'ultimo tocco è di Chiara Dia e quindi la rimessa. E per la kick-off 4 minuti e 14 secondi alla fine di questo primo parziale, 3-0 in favore della squadra di Russo. Chiara Dia, non c'è fallo su Salvador. Bovo allora può andare in contropiede, poi torna all'indietro. Getulio, ancora per il capitano, duettano le due. Getulio, spazio per Pellegri che calcia, palo pieno. Cercava la doppietta qui Faustin Pellegri con una gran giocata, ha visto un piccolo varco e l'ha preso subito, centrando il palo. Salvador, la risposta della VIP. Salvador può andare fino in porta. Salvador, la deviazione e alla fine Vanessa a liberare per Fernandez. Colpo di tacco tentato, Salvador torna a muovere il possesso la VIP, che adesso si appoggia alla fisicità di Chiara Dia. Lancio lungo, nessun problema per Carturan. Getulio, calcia! È un gran gol! Jessica Getulio, super gol per il 4-0 della kickoff. Bellissima questa conclusione della distanza, è il secondo tiro dalla lunga distanza tentato da Jessica Getulio, questa volta imprendibile per Ricottini che non può nulla. 4-0 kickoff in un primo tempo esaltante della squadra di Riccardo Russo, che a 3 minuti dall'intervallo sembra aver in mano la partita. Fernandez sbaglia, Getulio si accontenta della rimessa e si canta sul palazzetto. (4-0) per la kickoff, che continua a costruire adesso con Bovo. Sterza, pallone per Getulio, si deve girare Getulio, che ha subito una carica regolare per l'arbitro. E allora adesso riparte la VIP, che però vede la strada tutta in salita. Qua Pellegri, cestina, il gol del +5. Ma altro errore nella costruzione dal basso proposta dalla squadra di Walter Ferraro. Pellegri ritrova il possesso. Pellegri, altra uscita di Ricottini, che va a chiudere in fallo laterale. Nonostante i 4 gol, qua Ricottini ha compiuto almeno 3-4 interventi decisivi in questa partita. Ma adesso Bovo non trova il filtrante per servire Pellegri, che adesso torna a muovere il possesso. Borges, Bovo si fa vedere. C'è stato però un fischio dell'arbitro. Fernandez è rimasta a terra e quindi gioco che si ferma. 4-0 per la kickoff in un primo tempo praticamente perfetto. Fernandez lascia momentaneamente il campo e si torna a far girare la palla. Bovo, Borges, Getulio, torna da Bovo,
Borges chiude il triangolo, Getulio in porta, Getulio! Azione da mal di testa, 5-0 kickoff. Che cosa ha fatto per la squadra di Riccardo Russo, che con Getulio è entrata in porta con la palla, 5-0. Esattamente dopo 18 minuti in questo primo tempo, esultanza di Getulio, che firma così la sua prima doppietta con la maglia della kickoff e sale a quota 3 in questo campionato. Vanessa lancia in avanti, Carturan esce, Salvador apre il piatto, troppo, palla sul fondo. Bovo, deviazione di Cuba. Adesso non è nemmeno semplice per la VIP cercare energie, nuova linfa anche in vista di una ripresa che si prospetta molto complessa. Sono 5 per adesso i gol di divario tra le due squadre. Lancio lungo per Troiano che prova a mettere giù. Chiusura di Pellegri, solo corner per la VIP. 1:36 da giocare. Conclusione ribattuta, rimessa laterale per la VIP, che resta così in proiezione offensiva. Chiaramente la squadra di Ferraro è a caccia anche di un episodio per provare a rientrare in corsa in un pomeriggio per adesso nero. Cross deviato, altro calcio d'angolo, il secondo in questo segmento di partita per la VIP, che andrà sempre con Troiano. Vorrebbe lo schema, Troiano che chiama Cuba, palla dentro l'area, Salvador ritrova la corsia per servire Troiano ma in maniera imprecisa, rimessa laterale per la kickoff. Movimento di Bovo, servita sulla corsa ma in maniera sbagliata. Allora Vanessa vorrebbe andare al tiro, Vanessa, altra paratissima di Carturan. Nelle occasioni collezionate dalla squadra di Ferraro, sempre grande protagonista Denis Carturan. Mentre è entrata in campo Valentina Teani. Vanessa, palla troppo lunga, rimessa laterale, anzi direttamente dal fondo per Denis Carturan. Bovo, Getulio, Salvador la tiene in campo, alla fine tocca 2 volte. Rimessa per la kickoff, 1 minuto e 3 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Ghilardi fa rifiatare Borges. Teani, gioco che si ferma, c'è stato il cronometro che ha dato un falso allarme e quindi palla che verrà scodellata dall'arbitro, con Ghilardi che può tornare a muovere il possesso. Bovo, Getulio trova in qualche modo Ghilardi, contrastata da Salvador, riparte adesso Cuba, Salvador calcia in porta, gran parata di Carturan. Bovo vorrebbe ripartire, la V però resta tutta in avanti con l'esterno tentato e poi il colpo di tacco riuscito per Troiano che spreca a pochi passi dalla porta di Carturan. Getulio sul pressing della VIP, adesso sicuramente molto più efficace e feroce in questo finale di primo tempo. Sono 5 i gol di vantaggio della kickoff quando ci avviciniamo all'intervallo. Cuba lascia il pallone per Vanessa che lo spara in avanti. Ghilardi col piattone direttamente in fallo laterale. 9 secondi, forse ultima occasione adesso per la VIP per provare a trovare il gol che rimetterebbe in qualche modo in partita una squadra che adesso è veramente lontana. Possesso completato, termina il primo tempo, 5-0 della kickoff.
prova spettacolare della squadra di Riccardo Russo. Ci prendiamo un break e poi torniamo per la ripresa di Kickoff VIP.
Pronti a tornare in campo a San Donato, si riparte dal 5-0 sonoro di una kick-off praticamente perfetta nel corso del primo tempo, doppietta per Getulio, la prima in maglia kick-off per una squadra che ha girato benissimo. Borges ha aperto la partita, in mezzo anche le reti di Ghilardi e Pellegri, che ha preso anche un palo. Si riparte con il possesso per la VIP, che deve scalare una montagna di 5 gol in questa ripresa, tutt'altro che semplice per la squadra di Walter Ferraro. Primo pallone sprecato, rimessa laterale per Ghilardi, che adesso andrà dietro con Carturan. Si fanno sentire dal pubblico in un pomeriggio per adesso esaltante per la squadra di Riccardo Russo, che è riuscita a segnare ben 5 gol nel corso del primo tempo. È la dimostrazione di un campionato che è iniziato benissimo. 7-0 l'ultima contro il Lamezia, prima il doppio 3-2 col CMB, ma soprattutto con la Città di Falconara nella prima qui in casa, che ha dato anche un po' la temperatura di un ambiente molto molto coinvolgente. Qua l'errore in uscita di Ghilardi, l'errore però sotto porta da parte di Vanessa, che ha calciato malato in un campionato che chiaramente si era incanalato subito molto bene, ma che veniva da un'estate non semplice per la kick-off, con la morte del storico presidente. Chiaramente cambiavano anche un po' le strategie, oltre che il dolore affettivo di una società che perdeva un tassello molto molto importante. Adesso invece la squadra ha saputo reagire da quelle difficoltà anche emotive e costruire un cammino praticamente perfetto nelle prime giornate, che oggi la vedono grande protagonista là davanti. Oggi potrebbe fare l'unplane dopo 4 giornate, ha riposato in mezzo. Di certo darebbe anche un segnale importante alle grandi competitor del campionato, che non mancano. Una però l'ha anche affrontata la kick-off, come detto, nelle prime giornate, e anche vinto, giocando bene contro il Città di Falconara e portando a casa un successo che probabilmente in pochi si attendevano alla vigilia. Quello che stiamo vedendo oggi, che abbiamo visto nel corso del primo tempo, sta solamente certificando una struttura di squadra che quest'anno sembra girare in maniera totalmente diversa rispetto alle ultime stagioni. Qua Ghilardi calcia altissimo, anche un po' a ricalcare i fasti di un passato che ha visto da sempre la kick-off un grande protagonista in Serie A, 14° anno di fila per la squadra di Riccardo Russo nella massima serie. In mezzo anche finali perse, ma anche finali vinte in coppia. Non è mai arrivato però il grande obiettivo, e chissà che la kick-off quest'anno, con le tante novità e con il tanto entusiasmo che si sta creando qui intorno, non possa veramente cercare di dare fastidio all'egemonia delle big. Mentre c'è qualche problema con il cronometro, continua a dare contatto e quindi non si può ripartire. Si lamenta Troiano. Adesso richiamate Bovo e Troiano, i due capitani di oggi, anche per cercare di trovare una soluzione per una distrazione che continua qui in questo pomeriggio di San Donato, e quindi gioco che si ferma. Tutto fermo a San Donato, in un pomeriggio che per adesso vede grandissima protagonista la kick-off. L'unico reale problema in questo momento è solamente il cronometro, che continua a dare contatto, e quindi non si può ripartire fin quando non si sistema questa situazione. Copat, Filannino e Zanfino, la terna di quest'oggi, danno l'ok e si può ripartire con la rimessa per la VIP, con Troiano che si fa vedere, palla invece invitante all'indietro. Maddalena calcia col mancino direttamente a lato
Si ripartirà da Denis Karturan. Per adesso ritmo basso in questo avvio di ripresa. 1 minuto e 40 già trascorsi ed è sempre 0-5 per la kickoff, o meglio 5-0 visto che si gioca a San Donato. Ghilardi sbaglia qui l'appoggio. Da capire se la VIP avrà la forza, l'energia di provare a rientrare in partita. Servirebbe sicuramente un episodio per provare ad incanalare poi energie positive e rimettersi sulla strada della rimonta. Per adesso molto molto lontana, visti i 5 gol e viste anche la compattezza mostrata dalla kickoff nel primo tempo, dove non è arrivata la compattezza difensiva. È arrivata una strepitosa Denis Karturan con un paio di interventi da portiere superlativo. Qual è? Il portiere della nazionale. Il giro della nazionale ormai da tempo. E la VIP conosce bene le doti di questo portiere, che oggi ha sfoderato un paio di interventi straordinari. Adesso calcio d'angolo per Vanessa, che può andare a battere. Chiama lo schema all'indietro a liberare Salvador. Deviazione e nuovo calcio d'angolo. È chiaro che se la kickoff lascia spazio all'iniziativa della VIP, il pericolo c'è. Qua Karturan di nuovo con un grande intervento. Alla fine conquista anche la rimessa dal fondo. Non vuole abbassarsi troppo, entra Pellegri al posto di Bovo. Questa è l'indicazione di Riccardo Russo, che adesso rimuove il possesso con Borges. Uscita con i tempi giusti di Ricottini. Rimessa laterale, battuta all'indietro. Ghilardi. Gabi apre per Faustin Pellegri all'indietro. Ghilardi sempre nel tentativo di andare a spegnere il ritmo di questa partita. Palla che schizza in zona Denis Karturan. Immediato il rilancio per Ghilardi. Gabi. Tenta il dribbling, ci riesce Gabi. Strattonato da parte di Troiano. E cartellino giallo per il capitano della VIP. 3 minuti e 11 secondi nel corso di questa ripresa. Ammonita anche Jessica Troiano. Calcio di punizione adesso per la kickoff. Seconda moneta di questo pomeriggio e la prima. Gabi De Souza nel primo tempo. Getulio tocca per Ghilardi con la punta. Calcia forte ma alato. E allora si riparte direttamente da Giulia Ricottini. Maddalena con l'esterno trova l'opposizione di Borges e quindi la rimessa è nuovamente affidata alla VIP. Borges stacca di testa, conquista metri la VIP, che ripartirà sempre da quella catena con Maddalena. Cuba. Vanessa incrocia un pallone che diventa scomodo per Maddalena. Il tocco da parte di Getulio e la palla termina fuori. Altra rimessa laterale per la VIP. Palla incrociata, Cuba anticipata. Pellegri vorrebbe ripartire in gran velocità. Pellegri si trascina alla fine la palla fuori. Ottima chiusura in diagonale da parte di Bernardelle. E qui è sempre Pellegri a toccare per ultima. Sempre molto energica quando entra Faustin Pellegri. Un gol e un palo nel primo tempo. Tanta sostanza, qualità nei suoi movimenti. Qua Pellegri anche in zona difensiva riesce a mettere una pezza. La rimessa è per la VIP. Ottima chiusura da parte della giocatrice francese, che qua ha messo una pezza. Pellegri perde il possesso. La conclusione, Karturan centrale. Ancora una volta a parare. E allora riparte Borges in verticale per Pellegri. Va in porta Pellegri col mancino. Può sterzare, vorrebbe il calcio d'angolo. Alla fine lo ottiene. Vorrebbe anche batterlo subito Faustin Pellegri. All'indietro per Ghilardi, che calcia in porta. Borges. 6-0 della kickoff. Assist di Ghilardi. Gol di Bruna Borges.
E dopo 4 minuti nella ripresa si fa ancora più difficile per la VIP. 6-0 di Bruna Borges. E anche per lei prima doppietta con la maglia della Kickoff pomeriggio, per adesso splendente della squadra di Riccardo Russo, avanti di 6 gol sulla VIP. Vanessa, altro lancio, Borges di testa, Ghilardi non la trova, poi la conclusione che arriva dalla distanza con Piccino che sfiora il palo, palla che termina sul fondo. Denis Carturan è già pronto al rinvio. Borges, tocco per Getulio, lancio in avanti, Borges anticipato in questo caso, uscita scomoda di Bernardelle che se la porta fuori e quindi la rimessa resta per le All Blacks che ripartono da dietro con Getulio. Pellegri, sprint non riuscito, palla che schizza direttamente fuori, sarà rimessa dal fondo per Giulia Ricottini che non ha potuto nulla sulla connessione in orizzontale tra Ghilardi e Borges. Gol del 6-0 in avvio di questa ripresa. Adesso Borges, lo sprint in avanti per Pellegri con l'esterno, altra parata in uscita questa volta di Ricottini che risponde presente ad un'altra minaccia. Ghilardi dalla distanza, pensa che al tiro, Ghilardi, palla sul mancino, il cross che arriva, non c'è nessuno dentro l'area, Ghilardi ritrova il pallone con l'esterno, ha cercato di servire Getulio, quasi frastornata la VIP, prova a ripartire da dietro col lancio lungo in avanti, non può per arrivare questo pallone a Piccino e la rimessa è nuovamente per la Kickoff. Getulio, Bruna Borges, un altro lancio lungo, uscita di Lanzilotti che sbuca alle spalle di Piccino, ha provato con la punta a trascinarsi questo pallone in avanti. Vanessa incrocia col cross, Getulio accompagna da destra, Borges apre il piatto, palla sul fondo, vicina alla tripletta Bruna Borges, ma fa esattamente quello che vuole la squadra di Riccardo Russo quando trova lo spazio per andare in contropiede. È una VIP che per adesso non sta riuscendo a trovare le contromisure difensive per arginare questo strapotere offensivo della Kickoff che continua a costruire con Bovo. All'indietro Getulio vorrebbe il triangolo che però non si chiude. Bovo dall'altra parte da Pellegri che parte in contropiede. Pellegri, l'uscita tempestiva di Ricottini, ma quando Pellegri si allunga il primo passo riesce a bruciare qualsiasi avversaria e anche questa volta è andata in porta. Salvador spreca, pallone che esce, rimessa laterale per la Kickoff che ha tutte le intenzioni di provare a gestire questa fase della partita. 6-0 in favore della squadra di Riccardo Russo. Bovo, uscita ottima della Kickoff con Pellegri, smista Getulio, Borges, il cross ribattuto, stava tornando con la palla in porta, adesso Pellegri se la ritrova lì, pressing asfissiante della Kickoff che anche in questo caso era riuscita immediatamente a riconquistare il possesso. Pellegri lascia, Bovo calcia dentro l'area, la deviazione pericolosissima di Salvador, sarà solo corner esterno della rete su questo cross velenoso di Bovo. Getulio dalla distanza ribattuto, il tiro col destro e adesso ripartenza per Salvador che può andare in porta. Salvador se la porta con la suola in avanti, palla di ritorno, triangolo che però non si chiude e allora Carturan potrà ripartire da dietro, non sta rischiando nulla da dietro la Kickoff che ha alzato il muro difensivo in questa ripresa. Pochi spazi per adesso per le idee proposte dalla VIP. Getulio, ottimo giro palla, Piccino sporca il possesso,
allora Bovo con tutta calma si accontenta di ripartire dal basso con la rimessa. Teani, scambio con Borges, è partita Bovo, può andare in porta Bovo, l'uscita di Ricottini, calcio d'angolo. E qui grande chance per Arianna Bovo, che già nel primo tempo aveva collezionato un paio di occasioni molto interessanti, di cui una a porta vuota sul risultato di 1-0. E adesso andrà nuovamente lei da calcio d'angolo per scodellare questo pallone dentro per Getulio, palla che prova a passare in zona Teani. La deviazione non c'è stata e quindi la rimessa è per la VIP. 12:43 da giocare al termine, 6-0 per la kick-off. Ricottini, Vanessa, altro pallone in avanti, trovata Piccino in girata, la alza in corner Carturan, che stava per essere scavalcata da questa traiettoria. Solo calcio d'angolo adesso per la squadra di Walter Ferraro. Battuta all'indietro, soluzione calciata altissima. Carturan, rilancia in avanti per Borges, protegge la sfera Borges col pallonetto ben indirizzato, ma è tornata in porta Ricottini. Salvador, Vanessa, prova la finta, Vanessa sbatte addosso a Bovo. Getulio ricopre all'indietro per Borges e trova nuovamente Getulio, si apre lo spazio per andare in contropiede. Getulio apre per Bovo. L'intenzione chiara è quella di cercare di far entrare nella festa del gol anche Arianna Bovo, che per adesso però non sta trovando la zampata vincente. In questo caso assist impreciso da parte di Getulio. Uscita perfetta di Borges, finte, riuscite, scarico per Bovo che calcia dentro l'area, ribattuto il cross, Bovo accompagna il pallone verso l'uscita, rimessa laterale per la kick-off. Bovo all'indietro, calcia forte, ma sopra la traversa Getulio. In un pomeriggio in cui non sono mancate le occasioni e gli spazi ad una kick-off che se li è sempre presi con grandissima qualità. Adesso Borges mette questo pallone a terra rischiando. Cuba arriva davanti a lei. Conclusione tentata dalla distanza da Sostak, deviazione, rimessa laterale per la kick-off. Ghilardi torna in campo al posto di Bruna Borges. Teani rischia ma trova Getulio. Uscita però imprecisa della kick-off, che alla fine guadagna una buona rimessa. Ha rischiato qui la kick-off col palleggio, il fraseggio corto. Bovo, Teani, altra rimessa. Da ricollocare in maniera corretta la posizione di battuta. E allora Ghilardi, Teani, movimento a rientrare verso il campo. Bovo all'indietro, Denis Carturan. Lancio sbagliato di Ghilardi, uscita ottima di Troiano, che forse ha avuto la migliore occasione nel corso della partita. Vanessa, con la punta Vanessa, calcia a lato. E ci sta provando la VIP a trovare almeno un gol per portarsi a casa qualcosa di positivo in un pomeriggio per adesso veramente molto molto complesso. Ghilardi lancia in avanti per Bovo, la palla però trova la via d'uscita e si ripartirà da una nuova rimessa per la kick-off. Vanessa, Troiano, l'esterno imbucato verso Teani che esce palla al piede. Teani lotta, alla fine guadagna molto bene il pallone, tocca all'indietro in maniera imprecisa, alla fine se la cava Bovo e riparte la kick-off con Getulio. Gran numero, Getulio può andare in porta, Getulio con l'esterno per Teani. Grande uscita da parte di Ricottini, ma altra azione da stropicciarsi gli occhi per una super kick-off. Bovo, Teani,
Ghilardi lascia il pallone, Vanessa distribuisce, riparte adesso la VIP con Cuba con l'esterno, non trova nessuna deviazione, sarà rimessa dal fondo per la kickoff che riparte direttamente da Denise Carturan. Getulio, Ghilardi, Teani, controllo sbagliato, Bovo ripiega e torna a muovere il possesso. Getulio se la porta sempre sul destro, calcia anche da lì, deviazione e palla per la kickoff. Prova l'uscita adesso Sostak, isolata però la numero 10 sbaglia qui l'appoggio. Getulio, Teani all'indietro da Capitan Bovo. Getulio, colpo di tacco, trovata di nuovo Bovo, l'esterno è sbagliato, Vanessa allora allarga in zona Bernardelle. Cuba, finta, riuscita, appoggio comodo per Vanessa. Ci prova adesso la VIP che sbaglia però nuovamente con Sostak, uscita di Ghilardi, Bovo dall'altra parte, Ghilardi incrocia per cercare il capitano. Palla che scivola in corner dopo la deviazione provvidenziale di Marta Bernardelle. Adesso corner per la kickoff. Ghilardi per Bovo, lascia per Getulio, allarga, Teani, mastica il destro. E la palla si spegne oltre la linea di fondo. Potrà riprendere adesso Giulia Ricottini. Che va da Vanessa. Sostak, pallone interessante in verticale, imprendibile però per Cuba. Uno 2 che non si chiude, altra palla riconquistata da Cuba che vorrebbe andare in porta, allarga poi per Bernardelle, Carturan esce. Adesso la kickoff torna in possesso con Borges. Teani, Getulio, Ghilardi larga, scelta invece Bruna Borges con l'esterno, si butta dentro Borges. Ghilardi allarga, pallone per Getulio, scomodo questa volta. Getulio comunque torna con la punta a toccare il possesso. Borges, un flipper che trova per un attimo Ghilardi, alla fine Vanessa a riportare a casa il pallone per la VIP. Sotto di 6 gol in questo pomeriggio a San Donato. Cuba all'indietro per Vanessa. Sostak trova lo spazio per Cuba che calcia, deviazione anche fortuita. E alla fine sarà solamente corner. Per un attimo si era creato il varco buono per Claudia Kubasek per andare in porta col mancino. 7:27 al termine di questo pomeriggio a San Donato. Kickoff sempre avanti di 6 gol, 6-0 sulla VIP. Tocco di Teani, quindi resta in attacco la squadra di Walter Ferraro. Teani esce, palla al piede, punta alla porta Teani, gran velocità, Teani potrebbe allargare, Teani fino in fondo, Teani testa bassa, alla fine trova un buon calcio d'angolo. Per un attimo però si era aperto il varco buono per andare a servire dentro l'area Borges, non se n'è accorta in questo caso Valentina Teani. Conclusione deviata sul destro di Getulio. Il nuovo possesso per la kickoff che va con Teani. Ghilardi col mancino potente, ma sopra la traversa. È chiamato il time out allora in questo caso da Walter Ferraro a 7 minuti e 8 secondi al termine di questo pomeriggio qui a San Donato. La kickoff sta stravincendo sulla VIP, le doppiette da parte di Bruna Borges che ha aperto e per adesso chiuso i 6 gol della kickoff, la doppietta anche di Getulio, in mezzo le reti di Ghilardi e Faustin Pellegri che hanno arricchito il bottino in favore della squadra di Riccardo Russo.
ultime indicazioni prima del finale, con il risultato che sembra essere sempre più indirizzato in casa Kickoff. Sarebbe il quarto successo nelle prime 4 gare, con la Kickoff che ha già riposato alla quinta giornata. E sta rispondendo in maniera anche prepotente alla vittoria del Bitonto 1-9 sull'Audace Verona di ieri, e la vittoria anche del Pescara 4-0 contro il Molfetta. Tra poco in campo invece Foligno e Lazio. In serata CMB Cagliari e Falconara Tiki Taka, il big match ad andare a chiudere questa quinta giornata in questo momento, con 4 partite, 12 gol, 12 punti totalizzati. La Kickoff sarebbe là in testa alla classifica, ma chiaramente la giornata è ancora da chiudere. Ma di certo restano le speranze di una Kickoff che col gioco, con l'entusiasmo, in questo momento sta vivendo un gran periodo, chiamata a ripetersi anche nella prossima difficile trasferta contro il Tiki Taka, e di certo quello sarà un nuovo test molto molto importante. Kickoff che tornerà a giocare in casa il 24 di novembre, sempre alle 15 contro il Cagliari. Uscita della Kickoff col tocco di Ghilardi, adesso si gioca col portiere in movimento per la VIP, che prova a testa bassa a rientrare in partita. Piccinno va a sostituire Ricottini e quindi tutti in avanti per la VIP in questo finale. Ultimi 6:38 da giocare. Vanessa, Piccinno, altra palla all'indietro, torna da Vanessa, Troiano, torna dalla 9, Piccinno, pescata sul movimento. Vanessa, adesso la VIP prova a schiacciare all'indietro la Kickoff, altra parata di Carturan, la squadra di Russo però non esce. E allora Vanessa torna a muovere il possesso, Piccinno, Troiano, il cross deviato, sarà calcio d'angolo per la VIP, che resta tutta in proiezione offensiva. Piccinno, palla imbucata, Salvador, torna da Piccinno che allarga, poi bene per Cuba, anticipata sul movimento, uscita qui di Gabi. Semplice rimessa per la Kickoff che vuole andare al tiro dalla distanza con Borges. È un super gol dalla lunghissima distanza. Prima tripletta per Bruna Borges. 7-0 Kickoff. 15 minuti e 15 secondi nella ripresa. Bruna Borges segna la tripletta personale, segna il 7-0 con Ricottini che ha provato la rincorsa verso la porta in tempo. Non c'è riuscita, Borges trova il terzo gol del suo pomeriggio spettacolare. La Kickoff sta dilagando anche in questo finale. Salvador allarga, Troiano, pallone che va dentro, Carturan esce. Adesso la VIP ci riprova, altra palla aperta per Troiano, all'indietro Vanessa, Troiano con un altro cross, palla che termina direttamente in fallo laterale. Entrata intanto Brugnoni al posto di Carturan, quindi spazio anche per classe 2003 in questo finale in cui la Kickoff continua a macinare occasioni, possesso, gol. 7-0 in questo straordinario pomeriggio, sarebbe il secondo 7-0 di fila dopo gol inflitto alla Lamezia. Salvador
all'indietro Vanessa, deviata la conclusione, riparte allora Gabi, uscita però strepitosa da parte di Piccino, rimessa laterale per Ghilardi che va dentro, e la tocca in tempo Piccino, sarà calcio d'angolo per la kick-off. 4:38 da giocare, 7-0, col divario che ha rischiato di allargarsi ulteriormente nell'ultima occasione. Borges, Getulio, Ghilardi, torna da Bruna Borges, Bovo all'indietro, Brugnoni, si appoggia alla 12, Borges, fa l'imbucata, Getulio all'indietro, sempre grande lucidità nel movimento della kick-off, Bovo insegue questo pallone, lo spara fuori, la rimessa è per la VIP, che adesso torna col portiere in movimento. Troiano si è posizionata in area Cuba, Piccino, anticipo su Kubasek, quindi rimessa laterale per la VIP con Brugnoni. Che va a restituire questo pallone alla numero 15 della VIP. A ripetere però la battuta, mal posizionato questo pallone. E allora palla adesso mossa dalla VIP. Vanessa, Piccino per Vanessa, Troiano incrocia col cross, Borges conquista alla fine la rimessa. Spazio in questo finale anche per Erika Donadoni. Troiano davanti alla porta, Troiano alla porta libera, l'uscita e la chiusura perfetta da parte di Getulio. Gran chiusura con la porta spalancata a proteggere fino alla fine questo clean sheet. Piccino ha spazio per andare al tiro, Piccino calcia, deviazione di Borges. La rimessa è per la VIP, ultimi 3 minuti e 15 secondi. Caccia del gol della bandiera. La VIP in questo finale, palla incrociata ma totalmente sbagliata da parte di Troiano, rimessa laterale battuta da Ghilardi, Borges trovata Donadoni sul movimento, un po' isolata, qui spreca la numero 55 sul primo pallone di giornata. Borges, grande dribbling, può andare in porta, Borges, chiusura da parte di Ricottini, vicina al poker la numero 12. Vanessa, adesso più alta la kick-off in pressing a condizionare il primo giro palla della squadra di Ferraro. La rimessa comunque conquistata dalla VIP dopo l'ultimo tocco di Bruna Borges. Vanessa, tocca per Salvador. Salvador allarga memoria per Piccino che trova la soluzione dentro l'area. Alla fine c'è una deviazione, quindi il possesso sarà nuovamente Orange. Piccino, Vanessa allarga, Cuba all'indietro, Vanessa allarga bene questa volta per Troiano, uscita di Brugnoni. Non trova qui Donadoni, impreciso il rilancio. Giovane portiere classe 2003. E allora restituito il possesso alla VIP in questo finale. 1 minuto e 48 dividono la kick-off dal quarto successo nelle prime 4 gare. Vanessa allarga per la conclusione, cestinata sul fondo da parte di Piccino. Ghilardi, Donadoni all'indietro, torna da Greta Ghilardi che vorrebbe un movimento in verticale che non c'è. Allora Getulio va in appoggio, Ghilardi, Getulio se la porta direttamente fuori, rimessa laterale per la squadra di Ferraro.
Rimessa battuta, mentre stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questa partita. 7-0 per la kickoff. Altra palla in verticale. Trova Donadoni, Donadoni dalla distanza, ribattuta. Ottimo posizionamento di Vanessa in questo caso. Cuba a muovere il possesso, una delle ultime occasioni per trovare la via del gol per la VIP. Troiano all'indietro. Salvador non trova il pallone. Alla fine Cuba da Vanessa. Calcia dalla distanza, Salvador vorrebbe trovare il tiro. Rimpallato anche in questo caso, Salvador però ripulisce un pallone perso e poi all'indietro. L'incredibile autogol da parte di Salvador. E 8-0 in questo finale. In questo finale per la kickoff. Anche un autogol a condire un pomeriggio fantastico per la squadra di Riccardo Russo. Ultimi 26 secondi, non c'è più niente da fare per la squadra di Walter Ferraro. 8-0, stagione che inizia col botto per la kickoff. Ultimi 15 secondi. Vanessa allarga, Cuba fino in fondo il cross, Brugnoni in calcio d'angolo. Battuto all'indietro Vanessa. Calcia dalla distanza Getulio. All'indietro per Ghilardi dalla distanza. Ghilardi traversa. E questa l'ultima emozione. 8-0 per la kickoff che vince, stravince la seconda in casa e conquista 12 punti nelle prime 4. Con le immagini che vi giungono da San Donato noi vi salutiamo. Buona serata e a risentirci qui su Futsal TV. Da Marco Pagano.